Pronti? 1, 2, 3. È buono il secondo segnale con il tentativo di Montefato di assumere il comando, ma parte molto bene anche Val Gardena Jet che conquista la testa su Ravaneo Spritz, rimane a largo Montefato. Intanto l'errore però di Ravaneo Spritz così consente a Montefato di accodarsi in seconda posizione dopo 200 metri in 14,7, mentre Rebecca Dami conduce con Val Gardena Jet. Numero 4 Virtual posizione per Victory Rugiada squalificato. SMS, ha sbagliato anche Virtual Victory, all'esterno si fa luce Veronese, trascinandosi Vampiri e G-Font, se ne vanno i 400 in 29,5. In vantaggio dunque Val Gardena Jet, all'esterno si impegna Veronese, che ha in schiena Vampiri e G-Font, lungo la corta invece agisce Montefato, 44,7 per i primi 600 di gara. Terza posizione alla corda per Rugiada SMS. Cavalli che stanno per completare il giro in 59,7. Quindi andatura da 1,14,6 per il primo giro. In seconda posizione si mantiene Montefato, mentre Veronese retrocede al suo esterno, aveva cercato di avvicinare Val Gardena Jet, ma ora se la prende più tranquillamente. Intanto 1,15,3 per il primo chilometro. Val Gardena Jet in vantaggio, ma c'è lo scatto in terza ruota a questo punto di Vampiri e G-Font che si trascina Taiga Jet. Vampiri e G-Font deve superare però Veronese e si deve sorbire la curva in terza corsia. 600 al palo con Vampiri e G-Font che sopravanza non del tutto ancora Veronese, poi gli altri più indietro con Montefato che rimane sempre incollato alla schiena, no, ora ha spostato ed è infilato all'interno da Rugiada SMS. Montefato va all'attacco di Val Gardena Jet, cerca di progredire anche Taiga Jet, ma Montefato va deciso su Val Gardena e l'impegna severamente a completamento della piegata, si avvantaggia, c'è anche Rugiada SMS che viene a fare l'arrivo, ultimi 100 metri di gara, se la giocano allora Montefato e Rugiada nel finale coglie in crisi Montefato e lo piega nettamente sul traguardo, al terzo finisce Vaumar. La vittoria quindi per Massimo De Luca e Rugiada SMS che piega Montefato nelle ultimissime battute. Vediamo bel finale della femmina di Battista Congiu che sul traguardo riesce a piegare anche abbastanza nettamente, vedete una lunghezza quasi sul traguardo. Montefato che comunque corre bene in scia Val Gardena Jet, ma trova un'avversaria veramente al top della forma che lo piega nelle battute conclusive, mentre al terzo posto Michele Canali con Vaumar si piazza. Andiamo a rivedere ancora l'arrivo prima di andare ad intervistare il vincitore. Vedete Val Gardena Jet ormai stanca, viene sopravanzata da Montefato ai 150 conclusivi, ma non perdona il finale, il finish di Rugiada SMS che permette a Massimo De Luca di vincere per la prima volta il trofeo Anna Maria Grassi.